fin dall'inizio avevamo dichiarato inaccettabile l'impianto ideologico proposto dalla risoluzione di Fratelli d'Italia, tant'è che sparisce dai radar e rimane solo quell'impegno, che avviene peraltro che è un tentativo di scoppiazzamento maldestro della risoluzione presentata in Parlamento, quindi non è un'idea di Soranzo, è una proposta di lettura di ciò che sta accadendo in Medio Oriente di Fratelli d'Italia e che non condivido a Roma come non la condivido a Venezia, perché, ripeto, è surrettizia di una lettura che io non condivido rispetto a ciò che sta accadendo nel Medio Oriente. Premesso anche che le colleghe Ostanè e Guarda, pur essendo appartenenti ad altri gruppi, non sono nemiche, quindi con il gruppo del PD hanno un'interlocuzione proficua e non c'è chi va a traino di chi, almeno nella minoranza. Non so se nella maggioranza ci sia qualcuno invece che, pur avendo una gran parte dei consiglieri, va a traino di una piccola parte di quella maggioranza, non lo so, da queste parti funziona che ci si parla. Fortunatamente la posizione del PD non è quella rappresentata in maniera scorretta da chi mi ha preceduto, ma è quella chiaramente scritta nella risoluzione che abbiamo votato, che abbiamo proposto, che rivendichiamo e rispetto alla quale ovviamente esprimiamo voto favorevole, che si può sintetizzare in queste tre cose: condanna totale di Hamas e di tutti i terroristi islamici del mondo, diritto di Israele ad esistere e a difendersi in tutti i modi possibili, necessità che la comunità internazionale intervenga per riprendere il cammino di pace interrotto per troppi anni, la necessità di occuparsi dei civili, che siano israeliani o palestinesi, che non possono essere, come sempre in ogni conflitto, le uniche vittime di cui nessuno ci si preoccupa, e infine un richiamo alla ripresa della pace come unica soluzione possibile di quel conflitto. Ora, capisco che il capogruppo Villanova sia offeso, e capisco che il capogruppo Soranzo ha bisogno di ricordarci che esiste una lettura, particolare di Fratelli d'Italia, di un pezzo di Fratelli d'Italia rispetto a ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Ma votare contro questa risoluzione non può essere un atto di fastidio perché non siamo scesi al compromesso a cui lei, invece, capogruppo Villanova, ha deciso di scendere. Non abbiamo una maggioranza da tenere, abbiamo dei principi seri attorno a cui costruiamo la nostra proposta, che è quella che vuole costruire la pace attraverso una responsabilità piena che non parla all'elettorato di oggi, ma prova ad essere una lettura per un percorso di pace per il Medio Oriente.